Questo programma vi è offerto da Bonaveno. Prosegue il tour vendemmiale di Friuli Economy. 2 settimane fa la prima puntata, oggi la seconda parte di questo tour vendemmiale per il Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l'enologo Paolo Valdesolo, che ho qui alla mia destra, che ringrazio. Buonasera Valdesolo. Buonasera a voi. E alla mia sinistra, alla vostra destra, c'è anche l'altro enologo Stefano Trinco, con cui siamo qui dal Friuli Grave. Buonasera Trinco. Buonasera a tutti voi. Bene, partiamo dalle domande come di consueto, che servono un po' a definire la situazione delle vendemmie. Siamo ormai a metà settembre, quindi le chiederei l'andamento stagionale e anche lo stato sanitario delle uve, Trinco. Beh, l'andamento stagionale sicuramente è stato anomalo. La cosa bella è che quest'anno non si è parlato di ampelopatie, per cui le uve erano tutte perfettamente sane, raccolte anche nei tempi tutto sommato abbastanza giusti. Quello che ha caratterizzato un po' l'annata, come sappiamo, è l'anomalo andamento climatico, quindi dalle gelate tardo primaverili alle grandinate di primavera-estate fino poi al fortunale del 10 agosto, che comunque nella zona delle Grave ha colpito in maniera abbastanza importante. Insomma, a livello produttivo, a raccolta delle uve bianche concluse, possiamo parlare tranquillamente di un 15-20% in meno rispetto a quello che è la media, e comunque con una qualità tutto sommato buona. Ecco, Valdesolo, venendo un po' a quella che può essere il livello qualitativo e l'andamento dei prezzi, qui da Friuli Grave, come vede la situazione? Se ci può anche dare dei numeri su qualità e prezzi. La qualità direi estremamente importante, qualità molto buona, direi sui livelli in alcune chiese di Leopardo a livello dell'annata precedente 2016. Per quanto riguarda i prezzi sono in una buona lievitazione, un 25-30% sia in pianura che in collina. Quindi saremo sull'euro, euro e mezzo, su che cifra? Sicuramente superiamo nettamente l'euro, questo non c'è ombra di dubbio, sia in pianura che in collina, come dicevo. Per quanto riguarda le rese produttive in campagna sono abbastanza positive, naturalmente legate un po' all'andamento, come diceva il collega Stefano, però la materia prima anche dall'aspetto analitico ci sta dando notevoli soddisfazioni. Buoni valori zuccherini, quindi buone gradazioni naturali, buone acidità con buon equilibrio acido, comunque prestare molta attenzione in fase di fermentazione, fine fermentazione e stabilizzazione dei vini. Naturalmente fra un paio di mesi sapremo realmente il capitale qualitativo di quello che avremo in cantina. Ecco, Valdesolo, le chiederei una sua opinione riguardo a quella che è stata una novità che ha riguardato la dematerializzazione dei registri di cantina. Cosa ne pensa riguardo a questi cambiamenti, riguardo appunto a questa tematica? Beh, personalmente penso di essere portavoce anche di molti colleghi enologi di questo nostro territorio. La dematerializzazione dei registri quest'anno, che è stata applicata da parte del Ministero, naturalmente molti di noi ci troviamo un po' impacciati in questa cosa. Qui dobbiamo dire una cosa chiaramente: non siamo stati tutelati innanzitutto dalle istituzioni locali, dovevano interpellare, come ha fatto il Veneto, naturalmente i colleghi, e a sua volta i colleghi potevano comodamente trasmettere quali sarebbero state le problematiche o la tracciabilità o la filiera da seguire in tutte le fasi successive dalla raccolta, anzi parto dal catasto vitivinicolo, dalla raccolta, la trasformazione delle uve e tutto quello che è a venire fino a vino finito. Naturalmente qui è tutta una cosa da valutare, o meglio da rivalutare, perché effettivamente ad oggi il problema è molto grave. Molti di noi siamo un po' rammaricati e anche arrabbiati per questo sistema che è stato adottato, e questo me ne dispiace molto. Ecco, chiederei anche a Trinco un'opinione su questo tema e infine anche sulla tematica dei voucher, che come avevamo provato a vedere anche con i vostri colleghi nella prima parte del tour, questi cambiamenti dovrebbero avere anche complicato la possibilità di pagare in modo pulito chi viene a lavorare nelle vendemmie, che chiaramente è un lavoro occasionale e accessorio, insomma. Sì, indubbiamente i voucher hanno appesantito un po' quella che è la parte burocratica dal punto di vista delle assunzioni del personale vendemmiale. Per quanto riguarda
Invece i registri telematici, concordo con quanto diceva l'amico Paolo, il fatto stesso che quest'anno ci sia più concentrati quasi sugli aspetti burocratici che sugli aspetti reali vendemmiali, per noi enologi rappresenta sicuramente un qualcosa di molto negativo e direi anche frustrante, perché non possiamo solo vendemmiare sulle carte, la nostra necessità naturalmente è quella di vendemmiare sul campo e le carte devono essere veramente accessorio. Infatti siamo proprio qui sul campo anche come Friuli Economy. Adesso prosegue il nostro tour e ci spostiamo verso la zona del Friuli Latisana e quindi ci vediamo fra pochissimo lì con i nostri ospiti. Dalla zona del Friuli Grave ci siamo spostati alla zona di Friuli Latisana. Sono in compagnia dei due enologi Marco Lorenzonetto e Alessandro Baccichetto. Allora Lorenzonetto, partiamo da lei che fa gli onori di casa. Qual è stato l'andamento stagionale qui nella zona di Friuli Latisana? Sì, l'andamento stagionale dell'annata in corso è stato un andamento piuttosto insolito. Partiamo da lontano, abbiamo avuto un inverno abbastanza asciutto e con anche delle giornate abbastanza fredde, però ha mitigato subito il mese di marzo e quindi ha consentito una ripresa vegetativa piuttosto precoce. Infatti il mese di aprile, quando è sopraggiunta purtroppo la gelata, abbiamo visto avevamo già i vigneti con diciamo un apparato vegetativo già partito e quindi già ben sviluppato. Fortunatamente nella nostra zona, qui noi siamo proprio a ridosso della laguna di Marano e quindi siamo molto vicini al mare, e in alcuni casi anche confinanti con il mare, non abbiamo sofferto moltissimo questo ritorno di freddo, perché comunque il mare mitiga l'ambiente e quindi qualcosina ci ha salvati, seppur i danni insomma si sono visti anche nella nostra zona. Danni in che percentuale circa, Lorenzonetto? Ora che i giochi sono fatti, almeno per quanto riguarda i bianchi, abbiamo circa una diminuzione produttiva di circa il 10%, quindi direi che siamo stati abbastanza fortunati. Ecco. Quindi mi ha anticipato anche sulla domanda del livello produttivo, che quindi è 10% e meno. Sì, diciamo che alcune varietà hanno sofferto di più, alcune di meno, però se dobbiamo dare praticamente un dato, noi abbiamo prodotto il 10% in meno circa. Bene, passando allora da Lorenzonetto passiamo a Baccichetto, sempre qui alla mia sinistra. Buonasera, ben trovato. Buonasera. Allora, vediamo un po' quello che è l'andamento dei prezzi delle uve, adesso che siamo abbastanza a giochi fatti, se può spiegare ai nostri telespettatori qui per la zona di Friuli Latisana. Sicuramente se vale la legge della domanda e dell'offerta, essendoci una produzione che ha avuto un calo più o meno del 10%, parliamo sempre della nostra zona, anche il prezzo dell'uva ha subito un aumento, ci attestiamo più o meno dai 70-75 centesimi al chilo per le varietà tradizionali fino ad arrivare a 1,30 €, è stato toccato forse anche 1,40 € sul prosecco quest'anno. E questo secondo lei dal punto di vista della domanda avrà delle ripercussioni quando vi troverete a dover vendere tutto ciò? Sicuramente ci saranno dei problemi perché la clientela, specialmente al giorno d'oggi, non accetta degli aumenti così repentini e quindi dovremo accollarci sicuramente sulle spalle qualcosina anche noi. Vi verrà in vostro aiuto la qualità, se sarà confermata per quest'anno, per questa vendemmia 2017? Confidiamo molto in questo perché almeno dalle prime analisi, dalle prime degustazioni dei mosti possiamo dire che sicuramente l'annata è ottima dal punto di vista qualitativo e quindi speriamo che la clientela apprezzi questo e chiuda un occhio sui prezzi, questo sicuramente. Ecco, le chiederei Baccichetto, ma dopo andrò anche da Lorenzonetto, una sua opinione sulla tematica della dematerializzazione dei registri di cantina e poi anche sul cambiamento della normativa dei voucher. Allora, diciamo che la dematerializzazione è stata abbastanza complicata perché purtroppo c'erano 3 soggetti, le aziende, le software house e il Ministero dell'Agricoltura. Diciamo che dopo 2 mesi di intenso lavoro, 2 mesi e mezzo, perché alla fine è stato fatto tutto nell'ultimo momento, diciamo che attualmente siamo abbastanza a regime e anche se noi produttori non l'avevamo vista molto di buon occhio, può darsi che adesso giochi anche a nostro favore perché comunque
ci ha portato della burocrazia che sicuramente adesso andrà a diminuire, visto che con un click adesso si fa tutto. E sui voucher? Sui voucher adesso Lì forse sia un po' complicato. Lì la situazione era già complicata l'anno scorso, già quest'inverno, infatti noi abbiamo rinunciato totalmente ai voucher e siamo andati con i contratti tradizionali. Adesso stiamo un po' a vedere, diciamo che noi non ci tocca molto questa cosa attualmente, perché noi la vendemmia, diciamolo francamente, almeno per quanto riguarda la mia azienda siamo al 95% a macchina. Il problema sarà nella potatura, che rimane ancora un'operazione. E lì come farete? E lì vedremo quando sarà il momento, ottobre-novembre decideremo come fare. Al massimo andremo con i contratti tradizionali come abbiamo usato l'anno scorso. E Lorenzo Netto, e lei invece come farà con i voucher? Li ha adoperati, li adopererà e vede una complicanza di questo strumento per il lavoro occasionale? Sì, però come diceva Alessandro, anche noi facciamo vendemmia meccanica per quasi il 95% dell'azienda, quindi il problema sulla vendemmia è molto limitato, mentre per la potatura o ci si avvale di squadre organizzate con delle persone che sono abilitate a questo tipo di intervento, oppure dobbiamo ricorrere ai contratti a chiamata oppure ai contratti, diciamo, tradizionali, quindi assumere le persone a tempo determinato. E sulla dematerializzazione dei registri cantina? Sì, siamo già attivi naturalmente. C'è stato un duro lavoro da fare, è stato necessario mettersi un pochettino nell'ottica dell'informatizzazione dal punto di vista dei registri, però insomma siamo attivi e sicuramente sarà, una volta a regime completo, sempre che il SIAN non continui a cambiare i codici, sarà insomma un'opportunità anche per snellire un po' tutte le operazioni d'ufficio. Bene, ringrazio i signori Lorenzo Netto e Bacicchetto, e dalla zona del Friuli Latisana ci sposteremo invece dopo la pubblicità nella zona del Friuli Aquileia, quindi una breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con Friuli Economy con questa puntata dedicata alle vendemmie in Friuli Venezia Giulia nel 2017. Ci eravamo salutati nella zona Friuli Latisana e adesso siamo approdati rapidamente nella zona Friuli Aquileia. Mi trovo in compagnia degli enologi Marco Rabino e l'enologo Giorgio Bertossi. Ci troviamo qua in questa bellissima zona che adesso Paolo Bassi sta inquadrando. Come per i precedenti ospiti che abbiamo avuto fino adesso in questa campagna sulle vendemmie 2017 in Friuli Venezia Giulia, domandiamo intanto qui alla mia sinistra a Rabino qual è stato l'andamento stagionale delle uve. Sicuramente è stata un'annata molto difficile, diciamo che quest'anno non ci siamo fatti mancare nulla dal punto di vista di tutte le calamità, avversità che ci sono potute arrivare. Sicuramente la gelata del 21 aprile è quella che ha penalizzato abbastanza la zona, anche se bisogna dire che la spartiacque potrebbe averla fatta la Triestina, cioè la statale 14 da Trieste verso Venezia, della serie che la parte a sud sicuramente ha avuto pochissimi danni, la parte a nord ha subito danni dalla gelata. Danni che quindi che diciamo così ripercussioni hanno avuto sulla quantità? Ma sulla quantità adesso siamo quasi in chiusura dei bianchi, io posso tranquillamente dire che le aziende che sono state colpite dalla gelata hanno un danno che può andare dal 30 al 40% rispetto alla vendemmia dello scorso anno. Quindi significativo? Sì, significativo. C'è anche da dire che la vendemmia dello scorso anno è stata una vendemmia eccezionale, quindi dovremmo forse fare la media sugli ultimi 5 anni e quindi di media un 20-25% in meno, perché come dico fare il punto sull'annata dello scorso anno, che è stata un'annata ricca, abbondante e qualitativamente molto buona, diventa un po' penalizzante. Ecco, chiediamo invece a Bertossi quali sono le qualità comunque riscontrate e quali anche i prezzi delle uve per quest'anno 2017. Sì, le qualità sono buone, specialmente sulle uve bianche, anche da buone eccezionali.
perché non abbiamo avuto malattie di rilievo e di conseguenza questa qualità viene stata portata in vendemmia fino in cantina. C'è solo qualche piccolo problema, secondo me è stato di botrytis, dato però problemi di tignola, oppure di cocciniglia, ma solo delle microzone, quindi non è un problema generale per la nostra zona. Qualità dei prezzi, come diceva il dottor Rabino, siccome abbiamo una quantità meno del 20-25%, in automatico i prezzi sono in aumento almeno di un 15% rispetto all'annata dell'anno scorso. Si attesteranno su che cifra? Sì, è chiaramente una legge del mercato. Domanda-offerta, la classica legge è sempre quella. Si aggirano secondo me dai 0,60, 0,70 delle uve tipo Tokai o Merlot fino a sopra l'euro per le uve di pregio tipo o Malvasia o Prosecco. Bene, e adesso riguardo anche al filone, riguardo a due tematiche, domanderei a Rabino qual è la sua opinione riguardo alla dematerializzazione dei registri delle cantine e poi anche riguardo ai cambiamenti dei normativi riguardo al voucher, ecco, soprattutto adesso in tempi di vendemmia dove aver avuto probabilmente i voucher così come erano alcuni anni fa sarebbe stato un pochino più semplice per chi vuole dare da lavorare in modo pulito a chi viene a fare questo lavoro occasionale. Ma partirei dai voucher, effettivamente quando sono stati utilizzati all'inizio nel settore solo ed esclusivamente dell'agricoltura erano una forma secondo me molto interessante per poter dare così la possibilità sia agli studenti in maniera particolare che non anche ai pensionati eccetera, ma alle aziende stesse di lavorare in regola e di poter dare qualche soldino a queste persone. Poi si sono ampliati in altri settori, commerciali, non commerciali, ristorazione, hotelleria eccetera, e lì secondo me poi dopo hanno perso un pochettino lo scopo iniziale per cui erano nati. Oggi sinceramente io conosco molto poco la materia, l'avevo seguita bene all'inizio e anche come azienda ne avevamo fatto uso e ci andava molto bene. Adesso è diventato la classica burocratizzazione del sistema che ci porta poi a delle situazioni che forse è meglio rinunciare piuttosto che non andare a fare sempre una montagna di carte per cercare di fare le cose in regola. E sulla dematerializzazione dei registri delle cantine? Triste capitolo anche quello, sicuramente siamo andati con la dematerializzazione fino a metà anno con un sistema di possibilità di operare in ambiente di prova. Fare la vendemmia direttamente to court senza avere la possibilità di testare un attimino quelle che sono le problematiche, considerando anche che il sistema in sé per sé probabilmente non era preparato, non lo è neanche adesso perché vedo che anche attualmente escono circolari con nuovi codici, nuove codifiche di prodotti e quindi sicuramente le cantine grandi sono un pochettino più strutturate, si sono adeguate. E le cantine piccole si sono dovute appoggiare a dei consulenti che fanno fatica a star dietro a tutte quante le obesità che ci sono nel settore. Basti pensare che una circolare che è arrivata venerdì, sabato, diceva che chi aveva fatto la registrazione sui registri dematerializzati al 31 luglio, quindi alla chiusura dell'anno, poteva non fare la denuncia di giacenza. Tante aziende avevano già fatto tutto, quindi hanno lavorato per nulla, cioè se queste notizie devono arrivare almeno 10 giorni prima, non il penultimo giorno, perché la chiusura della denuncia di giacenza era al 10, slittata oggi perché il 10 è domenica, quindi a oggi, e la circolare è arrivata venerdì sera, quindi sicuramente c'è qualcosa che non funziona in tutto questo sistema. Bene, prima di, non so se Bertossi voleva aggiungere qualcosa riguardo voucher. È chiaro, signor Rabino, sui voucher. Poi in agricoltura comunque c'è anche la possibilità di assumere gli avventizi, quindi possiamo risolvere lo stesso problema, insomma, in qualche maniera si risolve. Certamente ha dato dei problemi e era meglio come era prima. Era meglio come era prima, sicuramente.
Bene, ringrazio Bertossi e Rabino. Adesso andiamo con la rubrica Friuli Lavoro sulla situazione del mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia, rubrica in collaborazione anche con l'Agenzia per il Lavoro MAV, e subito dopo, finita la rubrica, dopo una brevissima pausa pubblicitaria, ultima tappa del nostro tour, andremo a Cormons, nella zona del Friuli Isonzo, con l'enologo Alessandro Del Zovo. La rubrica Friuli Lavoro è offerta da MAV, Men at Work. Prosegue la rubrica Friuli Lavoro all'interno di Friuli Economy. Questa sera siamo con Benedetta Rossi, che è responsabile del progetto Risorse Umane 4.0 di MAV. Buonasera Rossi. Buonasera. Allora, il mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia sta cambiando sotto la spinta dell'industria 4.0. Ci si domanda come cambieranno le professioni, come cambieranno anche per l'azienda il modo di operare. Nello specifico però, stando sui lavoratori, in che modo società di selezione come la MAV possono supportarli nella gestione di questa trasformazione dovuta all'industria 4.0? Mi preme fin da subito dire che il processo di trasformazione che ci ha travolto è prima di tutto un processo culturale che richiede un cambio di mentalità, sia per le aziende ma soprattutto per i lavoratori, che devono quindi percepire il cambiamento come un'opportunità e non come un agente negativo se vogliono essere vincenti nel prossimo futuro. L'obiettivo di MAV è appunto quello di aiutare lo sviluppo industriale, socio-economico, locale e nazionale, e andando a colmare quello che è il gap tra il fabbisogno delle aziende e la disponibilità del mercato del lavoro. Questo MAV lo fa attraverso una forte relazione con i suoi candidati, con i lavoratori, andando a creare insieme a loro dei percorsi di crescita e di carriera e andando a migliorare quelli che sono gli aspetti professionali in linea poi con le esigenze delle aziende. Dottoressa Rossi, quali sono le sfide per le aziende in relazione al capitale umano dovuto appunto all'industria 4.0? Le sfide per le aziende sono concatenate. Innanzitutto il primo fattore è quello che dovranno capire come il loro business cambierà in base a quello che è il processo innovativo che stiamo vivendo. In secondo luogo dovranno anche capire come l'organizzazione aziendale cambierà in base al business rinnovato, e terzo fattore, coerentemente con i primi due punti di cui parlavo, dovranno andare ad individuare le persone che saranno le protagoniste di questo cambiamento, analizzando le risorse interne dell'azienda e quindi andando a mappare le competenze, le professionalità, allineandole ai nuovi schemi e inserendo in azienda ex novo delle figure, delle risorse che potranno attingere dal mercato del lavoro. Ecco, in che modo voi concretamente come MAV supportate le aziende nella gestione di queste sfide? Esistono fin da oggi degli strumenti in grado di supportare finanziariamente le aziende per tutti quelli che sono i processi di formazione e di riqualificazione del personale dipendente. MAV in questi anni ha utilizzato i fondi interprofessionali e ha supportato le aziende nella richiesta di contributi finanziari e di analisi del fabbisogno formativo, portando docenti e consulenti in grado di gestire quello che è il cambiamento e quindi il processo di riorganizzazione aziendale, processi di internazionalizzazione, corsi di trattative commerciali molto complesse o anche la formazione on the job a seguito dell'acquisizione di nuovi macchinari tecnologicamente molto più avanzati. Ma invece per i lavoratori, soprattutto coloro i quali hanno perso il lavoro e che attualmente sono purtroppo disoccupati, quali sfide dobbiamo considerare e quali sono gli strumenti che ne possono aumentare la professionalità aiutando in una ricollocazione come lavoratori attivi sul mercato del lavoro in Friuli Venezia Giulia? I lavoratori, come detto prima, dovranno maturare un approccio mentale molto flessibile. Questo gli consentirà di adattarsi ai nuovi business aziendali, nelle aziende dove stanno già lavorando, o per chi invece non sta lavorando, questo approccio mentale flessibile gli consentirà, attraverso anche il nostro supporto, di comprendere quali sono le esigenze, le competenze richieste dal mercato.
Noi facciamo questo, lo stiamo già facendo attraverso il fondo Formatemp, che è un fondo che è nato per finanziare la formazione di lavoratori disoccupati e in somministrazione, e quindi organizziamo dei corsi completamente gratuiti per i lavoratori per andare a migliorare la professionalità e dare maggiori competenze, soprattutto in ambito tecnico e soprattutto legate a quelle che sono le reali esigenze richieste dalle aziende del territorio friulano. Bene, grazie mille dottoressa Rossi per il suo intervento, e la rubrica Friuli Lavoro torna tra una settimana a Friuli Economy. La rubrica Friuli Lavoro è stata offerta da MAV, Men at Work. Ultima tappa del nostro tour vendemmiale 2017 in Friuli Venezia Giulia. Siamo approdati nella zona Friuli Isonzo. Siamo in compagnia della titolare della tenuta di Angoris, Marta Locatelli. Buonasera Locatelli. Buonasera. Buonasera, benvenuti. Sì, e siamo anche con l'enologo della tenuta di Angoris, Alessandro Dalzovo. Buonasera. 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 Allora, facciamo delle domande di carattere generale, un po' come fatte fino adesso in tutte le altre zone dove siamo passati per questo tour di Friuli Economy, sull'andamento stagionale delle uve per quanto riguarda questa zona. Locatelli, se ci può parlare sia a livello qualitativo che quantitativo, che riguardo anche un po' alla situazione dei prezzi. Ecco. Allora, l'andamento climatico come ogni anno è sempre ci riserva delle sorprese importanti. Tra l'altro siamo partiti molto bene con una partenza di bella primavera calda tra l'altro, e quindi c'è stato un ottimo germogliamento precoce, se vogliamo, e quindi la partenza era di buon auspicio, se così possiamo dire. Poi la stagione ha riservato momenti di caldo torrido a precipitazioni estremamente violente che hanno messo un pochino in difficoltà nel senso che bisognava comunque intervenire e monitorare la situazione. L'andamento complessivamente è stato buono, molto caldo, quindi la qualità assolutamente c'è, e devo dire che la vera prova del 9 l'abbiamo avuta verso la fine, perché anticipando col caldo e quindi con una maturazione buona ed efficace, anticipando la vendemmia, poi ci siamo trovati con giornate particolarmente difficili perché è precipitato tutto nel giro di una settimana. Per quanto riguarda le quantità siamo leggermente meno rispetto all'anno precedente. Anche quanto? Dal 15 a un 20%, un po' nella media, forse anche un po' meglio della media, perché il periodo clou è stato proprio aprile, durante la famosa gelata, che è durata proprio qualche ora, le prime luci dell'alba, quindi è stata veramente una cosa incredibile, il 21 aprile esattamente, e questo ha creato seri problemi. Noi siamo intervenuti all'alba delle 3-4 della mattina con l'atomizzatore, cercando di muovere l'aria e riuscire a scaldare le piante, però quel minimo di 15-20% inevitabilmente l'abbiamo perso. Quindi diciamo un'annata estremamente variegata, tra caldi torridi, precipitazioni violente e poi la grande gelata, che è la ciliegina sulla torta, è partita interrompendo quella che era la normale maturazione della pianta, però siamo riusciti poi a portare a casa un'ottima qualità dal mio punto di vista, e come quantità un 15-20% nonostante tutto assolutamente non è da lamentarsi. Ecco, Dalzovo, e dal punto di vista invece dei prezzi, questo come si tradurrà? E poi anche in generale, dopo parleremo anche della dematerializzazione, però prima vediamo un po' la questione dei prezzi, e anche dal punto di vista sanitario magari.
Sì, allora, da un punto di vista sanitario, per l'andamento climatico che ha fatto riferimento la dottoressa Locatelli, non abbiamo avuto nessun tipo di problema. Le uve sono entrate in cantina sanissime, e la vinificazione si è svolta in modo normale, tutte le fermentazioni si sono svolte in modo esemplare, quindi da questo punto di vista la qualità anche quest'anno sarà consolidata anche in un'annata particolarmente difficile, che si presentava semplice all'inizio, però poi si è un po' complicata con delle punte anche di difficoltà elevata. Per quanto riguarda i prezzi delle uve, noi siamo un'azienda autosufficiente che non acquista uve e non ne vende, perché tutto quello che produciamo lo trasformiamo, e quindi non mi sento di dare delle indicazioni per quanto riguarda i prezzi. Per sentito dire, quest'anno chiaramente i prezzi sono schizzati verso l'alto, e questo... Di quanto? Beh, questo insomma si parla anche di un 30-40% di aumento dei prezzi delle uve. Questo non è positivo per il territorio, ma dovrebbe far riflettere, perché i prezzi delle uve dovrebbero attestarsi ad un livello più alto, medio, anche in annate normali, perché i prezzi delle uve dovrebbero essere rapportati a poi quello che è il costo effettivo delle uve, per dare un reddito all'azienda e per dare un valore poi a tutto il territorio. E Dal Zovo, le volevamo domandare anche riguardo alla tematica della dematerializzazione dei registri delle cantine, ad esempio che diciamo così, conseguenza ha avuto per la vostra attività? Un aumento o una diminuzione del carico di lavoro da fare per queste procedure? Beh, come sempre le novità spaventano e vengono viste dagli operatori e dagli addetti al settore come un ostacolo. Per quanto riguarda, non nego che anch'io ero preoccupato. Poi, come tutte le cose, come tutte le novità, addentrandosi, imparando a utilizzare il mezzo, è un supporto che sta diventando un aiuto, è una riduzione sostanziale dei tempi burocratici per il nostro lavoro. Parlando anche di un altro cambiamento che c'è stato quest'anno, c'è stato sicuramente un cambio anche sulla normativa dei voucher. Ha inciso qualcosa per l'attività della vostra tenuta? Diciamo di no, anche perché noi non utilizziamo i voucher, assumiamo direttamente i vendemmiatori per vendemmiare le uve dei nostri poderi che abbiamo in collina, Collio e Collio Orientale del Friuli, e quindi li assumiamo con un contratto a tempo determinato, non utilizziamo i voucher, quindi non posso darle una valutazione su questa tematica. Perfetto. Allora, non so se Locatelli c'era qualcos'altro che voleva aggiungere? Intanto noi siamo giustamente all'ultima tappa, parlava lei dell'Isonzo. Ecco, però diciamo che siamo un'azienda che comprende tutte e tre le DOC, infatti i ragionamenti che facevo sulla prima parte degli interventi, del mio intervento, era un ragionamento di tipo generale che riguardava anche quello che poi è successo nei Colli Orientali e nella zona del Collio, quindi diciamo che la situazione alla fine è molto positiva, però come si diceva stamattina con il nostro enologo, fino a che non abbiamo tirato le uve completamente, tutte quante, fino all'ultimo chicco in cantina, non possiamo definire esattamente l'andamento stagionale. Quindi appuntamento tra qualche settimana. Qualche settimana saremo precisissimi. Grazie. Perfetto. Allora ringrazio Locatelli e Dal Zovo. Dalla tenuta di Angoris si conclude il nostro tour di Friuli Economy sulle vendemmie. Ci vedremo sicuramente per un'altra puntata, e ringrazio Paolo Valdessolo per aver contribuito a curare l'organizzazione di oggi, a Paolo Bassi anche per le riprese, e a tutti gli ospiti che abbiamo avuto oggi tappa dopo tappa. Ci vediamo per un'altra puntata di Friuli Economy a partire dal 27 settembre alle 22:30. Buona serata a tutti. Questo programma vi è stato offerto da Bonaveno.